Troppi detenuti e poche guardie. Il carcere di Santa Bona non è più duro degli altri, ma il rapporto spazi organici è tra i peggiori in Italia. Potrebbero bastare 4 freddi numeri per capire come si vive e come si lavora dietro la cinta spinata della storica casa di reclusione cittadina. Nelle celle 227 carcerati a fronte di una capienza prevista di 137, in servizio 130 agenti di custodia a fronte di una pianta organica che ne prevede 186. Oggi sono in corso i lavori di ampliamento che non saranno comunque sufficienti a risolvere il problema degli spazi, soprattutto quando torneranno i 50 detenuti trasferiti temporaneamente dal Ministero in altre strutture, portando così il numero di carcerati a 277. A Santa Bona la percentuale degli extracomunitari ha raggiunto il 48%, quella dei detenuti per reati connessi all'abuso e allo spaccio di sostanze stupefacenti il 30%. Il caso Treviso è uno dei tanti in Italia. I radicali a Ferragosto hanno ispezionato 200 istituti penali su 220, rilevando un generico problema di sovraffollamento. Secondo la Corte di Giustizia europea, lo spazio vitale per detenuto dovrebbe essere di 7 metri quadrati. In Italia lo spazio medio rilevato si aggira intorno ai 3 metri quadri. Noi abbiamo parlato con i detenuti cella per cella in queste carceri e è stato difficile trovare parlamentari che a Ferragosto interrompessero le vacanze e ci accompagnassero nelle carceri, ma abbiamo ritenuto importante farlo per spiegare ai detenuti che prima di tutto possono fare reclamo al magistrato di sorveglianza per chiedere il rispetto di questi loro diritti. Poi a fronte di una risposta negativa o di una non risposta del magistrato di sorveglianza possono rivolgersi proprio come quel detenuto bosniaco alla Corte di Giustizia europea e chiedere un risarcimento per le condizioni di detenzione in cui sono. Quindi noi speriamo che ci sia una sorta di class action, di azione collettiva dei detenuti. Per risolvere il problema del sovraffollamento, i radicali chiedono che vengano applicate le leggi già esistenti. La legge Guzzini, ad esempio, che prevede misure alternative alla reclusione per i detenuti italiani. Per gli extracomunitari, invece, che hanno il decreto di espulsione all'interno della sentenza, i radicali chiedono che questo venga applicato e per quelli comunitari ci sarebbe la possibilità di scontare la pena nel proprio paese d'origine. Niente di risolutivo, certo, ma un buon tampone capace di alleggerire una situazione ora insostenibile. Viene chiesto alla fine anche l'indulto dai radicali che a sorpresa rivelano i risultati di una ricerca dell'Università di Torino, secondo cui l'indulto diminuirebbe la possibilità di recidiva. Molto più portato alla recidiva chi sconta tutta la pena in carcere, invece chi viene sottoposto a una misura alternativa o comunque beneficia di un provvedimento quale può essere quello dell'indulto, alla fine tende molto meno alla recidiva, a fronte di una recidiva media che si aggira tra il 60 e il 68,% di chi sconta tutta la pena in carcere, e la recidiva a distanza di 3 anni di coloro che hanno beneficiato dell'indulto è del 28,5%.